Eder, Mech, Pallister. Trieste è stata avvolta da un lenzuolo di nebbia, il 30 dicembre 2021. Nella nottata di giovedì 30 dicembre 2021, e fino alle prime ore del mattino di venerdì 31. Quando il povero Pier Giorgio Visintin ha dovuto chiedere aiuto al padre Sebastiano a causa di una uscita di strada, si è potuto ammirare uno spettacolo davvero suggestivo a Trieste e dintorni. Complice la zona di alta pressione che sovrasta l'Europa, e l'aumento progressivo delle temperature, anomali fenomeni hanno portato una scarsa visibilità. Essi sono stati dovuti alle nebbie e sono durati anche nei giorni seguenti. Come mai Sebastiano nel raccontare i suoi tragici eventi del 30 dicembre non ha mai rivelato che quella notte la sua missione era ulteriormente complicata da questo atipico stato nebbioso? Come mai, nel suo stesso interesse non ha mai detto che il figlio avrebbe potuto essere uscito di strada proprio a causa della scarsa visibilità di quella notte? Pier Giorgio in quella data da quanto tempo si era tagliato la barba?
L'ho immaginato che non poteva essere farina del tuo sacco, e comunque una cosa che non ho toccato, non ho ribadito, ma è sicurissima, è esclusa in maniera più assoluta che lei potesse pensare ad un suicidio, che è stato invece sposato dalla procura, perché con ogni probabilità spero che emerga premeditato. Il fattaccio è stato premeditato per me e ho dei sospetti anche su chi lo può avere ideato, per capirci. Ne parleremo a voce, prima o dopo ci troviamo, quando vuoi. Ok, comunque ripeto, escluso nella maniera più assoluta un suicidio che è stato rincorso dalla procura per 1 anno e mezzo. Escluso nella maniera più assoluta, ripeto, ma soprattutto da come si sono svolti i fatti io mi sono convinto che questo è premeditato, il fattaccio è premeditato, e voglio sperare che questo emerga a costo di, non ho idea, però non potrà non venir scoperto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.